Patologie psichiatriche come ansia, depressione o disturbi bipolari, problemi neurologici come Alzheimer e demenze. I disturbi mentali sono nei paesi ad alto reddito la principale causa di morte prematura e disabilità, 17,4%, seguiti dal cancro, 15,9%, dalle malattie cardiovascolari, 14,8%. Una situazione che ha anche importanti ripercussioni sui costi diretti e indiretti legati alle malattie mentali. Anche in Veneto, dove la situazione è piuttosto critica, diventa così obbligatorio attingere ad extra risorse, anche perché il 50% delle patologie psichiatriche esordisce prima dei 18 anni. La Regione in questo caso deve fare una parte importante, deve prendere una decisione che è quella sicuramente di attingere ad extra risorse, si parla sempre di extra LEA, quindi risorse regionali per andare appunto incontro a queste esigenze. La domanda di cura in tutta la regione è in continua crescita. I cittadini veneti però, per quanto riguarda l'erogazione delle risorse per sanare la mente, sono agli ultimi posti in Italia. Le LEA nazionali prevedono quindi una suddivisione diversa tra la parte di rilievo sanitario, la quota sanitaria e la parte di rilievo sociale, ossia la quota che pesa sui familiari e sui comuni. Il risultato è che le famiglie non riescono a sopportare il peso delle difficoltà e che i comuni restano i più bersagliati e tartassati. Stiamo lavorando per cercare di trovare una soluzione, cercare di trovare delle risorse aggiuntive per permettere che i servizi vengano mantenuti, che queste persone che sono in Veneto, circa 1500, continuino ad avere i propri percorsi terapeutici.